Sono 72 i progetti di natura infrastrutturale per l'efficientamento energetico che la Regione del Veneto ha sostenuto con oltre 35 milioni e mezzo di euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel periodo di programmazione 2007-2013. I finanziamenti hanno permesso di riqualificare impianti urbani di riscaldamento e di integrare i sistemi di produzione energetica che sfruttano le fonti rinnovabili come la geotermia, il solare termico e il fotovoltaico. Una rete di 7 chilometri di tubi, nel cuore di Verona, consente di riscaldare edifici pubblici e privati recuperando il calore di scarto degli impianti della Riva Acciaio Group. Il progetto, realizzato dalla società AGSM e cofinanziato dalla Regione con oltre 1.641.000 euro dei fondi europei, estende il teleriscaldamento del centro città fino al nuovo quartiere residenziale in fase di costruzione, nell'area ex caserma Passalacqua. Le tubazioni, poste al di sotto del manto stradale, trasportano acqua alla temperatura di 80 gradi, il cui viaggio inizia nella centrale di cogenerazione. Qui viene riscaldata e immessa in un circuito di riciclo costituito da 2 tubi paralleli, di mandata e di ritorno. I tubi, attraverso l'Adige, lungo il ponte San Francesco, entrano nell'acciaieria Riva e raggiungono gli scambiatori termici dove avviene il recupero del calore di scarto dei forni. L'acqua, ulteriormente riscaldata, prosegue il suo itinerario al di sotto dell'Ungadige Galtarossa fino all'ex caserma Passalacqua, alimentando nel suo percorso alcuni condomini ed edifici, tra cui una sede del comune, la questura, la palazzina AGSM. A Farra dal Pago, nel Bellunese, una centrale di teleriscaldamento a biomassa ha permesso al comune non solo di abbattere le emissioni di anidride carbonica, ma anche di ridurre del 30% i costi energetici. La realizzazione dell'impianto è stata sostenuta dalla Regione con oltre 500.000 euro dei fondi FESR e con un ulteriore contributo di 240.000 euro per i progetti pilota sulle energie rinnovabili. Un impianto da 448 kW ha sostituito le vecchie caldaie a idrocarburi. All'interno di 2 prefabbricati, 8 caldaie a modulazione variabile consumano pellet di faggio e abete bianco proveniente dalla locale filiera del legno, di cui lo stesso comune è parte. L'acqua surriscaldata viene trasferita nella centrale termica e conservata in 2 volani da 5.400 litri, pronta per essere distribuita attraverso gli impianti di riscaldamento dell'asilo nido, della scuola d'infanzia, della primaria, della scuola secondaria di primo grado, del municipio e della palestra. Ogni fase è gestita attraverso un sistema di telecontrollo e monitorata attraverso dispositivi PLC. Nel periodo estivo, la centrale a biomassa viene sostituita da un impianto solare da 12 kW, sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico e produrre così un'ulteriore riduzione dei consumi. Ecosostenibilità, fonti rinnovabili e risparmio energetico sono i principi che hanno ispirato anche la costruzione della scuola primaria di Trivignano, frazione di Zelarino a Mestre, un edificio realizzato secondo le più innovative tecniche della bioedilizia. A riscaldare la scuola sono il sole e la falda acquifera. Grazie al finanziamento FESR di oltre 246.000 euro sono stati installati un impianto di geotermia e pannelli solari della superficie di 22 metri quadri che globalmente riducono di 5 tonnellate all'anno le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. L'acqua di falda prelevata alla temperatura di 10 gradi consente lo scambio termico per mezzo di 2 pompe di calore. In questo modo vengono riscaldate le aule delle lezioni e dei laboratori, la biblioteca, la palestra e la mensa. Tutti i locali della scuola hanno regolazione termica autonoma e indipendente. Parte dell'acqua riscaldata dalle pompe di calore si unisce a quella riscaldata dai pannelli solari e viene poi distribuita per l'uso sanitario. Il tutto è gestito attraverso la contabilizzazione e la regolazione dei pannelli. L'impianto di ventilazione meccanica controllata, infine, migliora ulteriormente i benefici del riscaldamento a pavimento, favorendo la diffusione del calore e la depurazione dell'aria per rendere gli ambienti più salubri a beneficio dei bambini.